oggi abbiamo presentato questo importante lavoro scientifico dell'onorevole Flavio Rodeghiero sulla dedizione a Venezia della comunità cimbra, quindi è un passaggio storico avvenuto all'inizio del 1400, ci parla di una comunità particolare che parla ancora una lingua germanica che è presente nei monti, diciamo, del Veneto, non solo nell'altopiano, in Lessinia, ma anche nel Cansiglio, e quindi questo sicuramente è un lavoro, diciamo, importante fatto da Flavio Rodeghiero, che lui stesso appartiene alla comunità cimbra. Poi sappiamo che la Regione Veneto considera in maniera particolare le minoranze linguistiche con la legge 30, dà anche alcune risorse per mantenere viva le tradizioni e la lingua delle minoranze linguistiche, ma non solo, in prospettiva della futura autonomia considererà ancora maggiormente questa comunità, la montagna, come è stato fatto sempre storicamente da Venezia. Abbiamo inserito la provincia di Belluno, che è una provincia interamente montana, con una sua specificità nello statuto regionale, ma faremo ancora di più con la prossima autonomia differenziata. L'analisi storica ci dà un'opportunità, se davvero la storia è la maestra di vita, di capire e di imparare a cosa serve per realizzare fruttuosi rapporti tra le realtà territoriali, che siano oggi dei comuni della realtà regione con la realtà regionale, che siano nel passato della dominante rispetto al territorio che nel tempo andrò a controllare. Fu un rapporto di estremo rispetto di quelle che erano le autonomie locali, tanto che fu uno Stato composito forse indebolito da questo rispetto ad altri Stati anche quando arrivò Napoleone, però riuscì a tenere insieme popoli diversi in una modalità che oggi possiamo definire federale, che ebbe efficacia soprattutto dove le realtà erano più povere, come quelle della montagna. La nostalgia del governo veneto nei confronti di Napoleone non era una nostalgia di conservazione, era una nostalgia di un potere che aveva riconoscimento, dava un riconoscimento alla realtà minore rispetto alla realtà di città. Oggi è quello che deve essere riscoperto anche dallo Stato nelle nuove disposizioni a favore delle zone montane, nella riscoperta della valorizzazione delle minoranze, il riconoscimento di un valore assoluto, di un valore che contribuisce a una diversità che fa la ricchezza del territorio, in un contesto anche europeo, ma con una possibilità di sopravvivenza che è data da un riconoscimento di agevolazioni, anche di una fiscalità differenziata che si spera di vedere anche nelle prossime disposizioni a favore del riconoscimento e della promozione delle zone montane.